Sono Mauro Pieri, titolare dell'azienda agricola Val Natisone di Lasiz di Pulfero. In questo punto ci troviamo nell'appezzamento che noi chiamiamo col nostro vecchio nome locale Store. Quando io ero bambino questo era un paradiso terrestre perché c'era tutti i tipi di frutta, dalle mele, 6-7 varietà di mele autoctone, Cabalauca, che era l'estiva, poi c'era la Seuca, la Zeliazinza, la Barnenca, la Melonca, cioè tutte varietà che si sono perse un pochino negli anni. E la più conosciuta è la Seuca perché era la mela più prodotta nelle valli, ma anche le altre non erano mele di secondaria importanza. E oltre ai meli qui c'erano diversi tipi di pere, c'erano diversi tipi di prugne, di emoli, susine, pesche, albicocche. Era letteralmente un paradiso terrestre. Io ricordo che da bambino con i miei nonni, con la mia nonna in modo particolare, venivo a aiutarla perché avevano la vigna e con la Vostan, il Merican, il Bacol, Clinto, tutti vini che venivano fatti qua, addirittura avevano la frasca negli anni 50 i miei nonni. E noi abbiamo buttato fuori le vigne e abbiamo deciso nell'85 di mettere, grazie all'intervento della comunità montana, abbiamo deciso di mettere un impianto di meli non autoctoni. Erano principalmente la Golden, la Stark Delicious e anche la Zonagol, che poi è diventata un po' una mela che ha sostituito la Seuca da noi perché era la mela che veniva solo qua in Friuli, no? Le varietà di melo possono essere uniploidi, cioè che hanno bisogno solo del loro polline, biploidi o addirittura triploidi, cioè di 3 pollini. Ad esempio la Zonagol, che è diventata nostra ormai, è una mela triploide, ha bisogno del polline della Golden, del polline di una rossa e del suo polline, quindi tutti e 3 i pollini per fecondare i fiori. La Golden ha bisogno anche di una rossa ogni tanto. Tra i primi interventi che ha fatto l'allora comunità montana aveva proposto come varietà di montagna questa, una mela che viene gialla e rosata, appena sfumata di rosa, in pianura viene quasi completamente verde perché il rosso che prende in montagna è dato dall'escursione termica giorno e notte, in pianura viene senza questa sfaccettatura. Su questo appezzamento si vede i bisogni che hanno le piante per produrre. Qui siamo in una posizione in cui il sole sorge a est, naturalmente come dovunque, però sorge da questa parte e tramonta a ovest, quindi in questo impianto la produzione avviene tutta dal versante verso il sole di qua, mentre dall'altra parte le piante sono quasi completamente scariche e comunque anche la poca frutta che viene qualitativamente è di livello diverso. Per cui un pezzo alla volta qui noi abbiamo preso tutta la pianura, la piana, e con l'obiettivo di fare i filari nell'altro senso, proprio per favorire la produzione, l'esposizione solare e anche la ventilazione, perché qua soffia il nostro vento, il Ponnedisciak, che è il vento del Natisone, che appunto favorisce anche il fatto di ridurre la necessità di trattamenti, perché appunto asciuga le rugiade già durante la notte, quindi rende le piante meno umide. La resistenza alla ticchiolatura, che è il problema principale del melo, è la malattia principale del melo. Come per la vite c'è la peronospora, per il melo c'è la ticchiolatura, per il pesco c'è la bolla, c'è la necessità di fare diversi trattamenti a base di rame per evitare la ticchiolatura, mentre ci sono le varietà ticchiolatura resistente che non hanno bisogno di questa cosa qua, perché hanno la resistenza nel loro indole, tipo la florina, ma anche altre varietà che sto sperimentando e sto facendo impianti nuovi. Sulla Seuca la sperimentazione con l'università e con l'ERSA dovrebbe servire a rendere la ticchiolatura resistente. L'obiettivo è quello di trovare un portainnesto il più adatto possibile a mantenere le caratteristiche della nostra vecchia Seuca storica, perché la Seuca storica veniva bene sul proteinnesto selvatico, cioè nato dal seme. Sui proteinnesti clonali vengono mele che sono simili alla Seuca, assomigliano, colorano molto di meno, fa pezzatura sicuramente più grossa, però non ha la compattezza,
consistenza e la tenuta nel tempo che ha la nostra vecchia Seuca. Nella sperimentazione verranno studiati dei proteinesti per trovare quello più adatto per renderla più vicina possibile alla nostra Seuca, e inoltre verrà anche certificata la varietà, perché la Seuca, paradossalmente, 100 anni fa si producevano 50.000 quintali di Seuca nelle valli, nessuno ha mai pensato di certificarla tra le varietà italiane. Nessuno l'ha mai iscritta tra le varietà produttive italiane. Con questa operazione si dovrebbe riuscire a iscriverla nelle varietà italiane, nelle varietà coltivabili, perché oggi come oggi la Seuca è una mela amatoriale. La difficoltà maggiore è di radarla la Seuca, perché ha il picciolo cortissimo. Vedete, nel corimbo ci sono 5-6 fiori, tendenzialmente il primo fiore è quello centrale, è quello che viene la mela migliore. Qui se io vado a togliere una di queste mele rischio di farle cadere tutte e 4, quindi anche nell'ingrossamento della mela Seuca lo sviluppo rischia di spingere fuori tutte e 2 le mele, di farle cadere, perché aumentando di volume il picciolo è corto e si spingono fuori. Tant'è vero che 3 anni fa il Corriere della Sera ha fatto una pagina intera sulla mela Seuca e ha evidenziato questa caratteristica, no? L'ha chiamata la mela doppia. Sono troppi anni che non si fa sperimentazione sulla Seuca e non si fa selezione. Ormai sono più di 30 anni, 30-40 anni che le piante vecchie sono rimaste le piante vecchie, non ci sono stati più rinnovi. Produco principalmente 6 varietà di mele: la Gala, la Golden, la Jonagold, la Florina, la Stark e la Fuji. Inoltre ho diverse altre varietà con numeri sicuramente più bassi, però assolutamente interessanti, perché sono varietà di nicchia, che sono alcune varietà autoctone friulane, oltre alla Seuca nostra ho anche alcune varietà della Carnia, alcune piante di Cabalauca, che è una mela estiva, tardo estiva, buonissima, però non ha una tenuta lunga perché matura a fine agosto, primo di settembre, nel giro di 15 giorni sfarina, e quindi una mela che perde di pregio come caratteristica commerciale, insomma, no? Quindi è una mela di nicchia da provare. Io ho fatto delle confetture con la Cabalauca perché è una mela profumatissima, la mettevano negli armadi per profumare la biancheria, perché proprio profumava tantissimo. L'obiettivo è quello di allargare il numero di varietà, ma riducendo le varietà, diciamo, più commerciali. Noi la nostra produzione la vendiamo tutta con la vendita diretta in azienda e con campagna amica, in mercati organizzati dalla Coldiretti di cui siamo soci. Io vado 4 volte alla settimana a Udine a fare mercato, e il sabato a Cividale in piazza. Noi vendiamo appunto le mele, ma abbiamo altri prodotti, abbiamo un po' di pere, abbiamo le pesche noci, abbiamo un po' di susine, abbiamo orticole, abbiamo patate, cipolla e poi orticole in generale, fino al radicchio invernale, spinaci e queste cose qua. Il vantaggio della vendita diretta è quello che si crea un rapporto diretto col cliente e la gente comincia a capire che vedere in faccia chi produce è più piacevole che prendere un prodotto anonimo su uno scaffale di un supermercato dove non ha né nome né cognome né indirizzo, ma solamente un'indicazione che non sempre neanche probabilmente è corretta. Io sono Balbi Dussan, faccio parte dell'azienda agricola La Seuca. Questa azienda qua è stata fatta da mio nonno, iniziata da mio nonno circa 40 anni fa. Prima abbiamo iniziato con le pesche e dopo abbiamo continuato con le mele. Qua siamo nella Podbukozza, i campi che sono sotto Asida, che costeggiano il Košice. Qua io ho circa 5 ettari di terreno tra meletto e peretto. Ho un bel po' di qualità, una quarantina. Ho il Gala, che sono queste qua, che non sono ancora pronte per la raccolta, ma qua va ancora 3 settimane, un mese circa. Ho le estive, che dovrebbe essere il Delbar, e Breburn, la Nurka che è una mela autoctona napoletana che loro perché diventi rossa
la devono mettere su dei teli e aspettare che diventi rossa. Noi con gli sbalzi termici che abbiamo qua diventano rosse sulla pianta. Poi abbiamo il Braeburn, lo smoothie, l'orange o la Seuca, che dopo vedremo. Poi ho il Fuji, la Democrat, una vecchia qualità, o la Stark, la Dallago, la Florina, la Goljon, la Brnenka, la Renetta, ce ne sono ancora altre però mi sfuggono purtroppo. Non sono cambiate le malattie, sono cambiati solo un po' di prodotti. C'erano malattie diverse, per dire quella volta lì c'erano gli acari che adesso non ci sono più, probabilmente per un diverso clima, perché una volta era un po' più freddo d'inverno, d'estate era non così tanto umido e quindi hanno cambiato. Adesso abbiamo iniziato con quest'anno, qualcosina l'anno scorso abbiamo iniziato anche con la cimice ad avere, anche qua. Speriamo che non si prolificano tanto, perché hanno iniziato a buttare anche la Vespa Samurai, che è un parassita che va ad intaccare le uova della cimice. L'hanno buttata per potto, però io spero che qua non... Come produzione di autoctone come la Seuca, la nostra mela, non c'è tanta produzione. Una volta si raccoglieva da terra con il primo gelo, adesso non è più possibile, anche perché il primo gelo viene a dicembre inoltrato ormai, quindi una volta il primo gelo era fine ottobre, inizi novembre, che è l'epoca di raccolta della Seuca. Si vendeva quasi tutto, sempre al Ponte San Quirino, solo dall'altra parte della strada, con una tavola e le cassette di mele sopra. Mia nonna con la stadera vendeva a chilo, ma quella volta lì avevamo qualcosa di pesche e solo Seuca. Come altre mele autoctone è molto difficile lavorarle, perché hanno tempi di fioritura differenti, quindi anche i trattamenti sono differenti. Non c'è tantissimo mercato, però quelli che conoscono, sanno che da noi trovano quel tipo di mele, vengono e sono soddisfatti. Sono particolari come sapore, come qualità organolettiche, e quindi solo gli amatori, ecco. E chi cerca la mela dolce e succosa normalmente va sul Fuji o mele di quel tipo lì. Noi abbiamo anche altri tipi di offerta. La produzione normalmente della bassa pianura è sui 400 quintali ettaro. Noi qua arriviamo a 100-150 quintali. Gli appezzamenti non sono grandi, quindi non possono essere standardizzati con pali alti, antigrandine, irrigazione e quant'altro, vuoi perché il clima non lo permette. Quindi con 7 ettari noi facciamo 750-900 quintali circa. Riusciamo a vendere gran parte al chiosco al Ponte San Quirino, buona parte la diamo per fare succo a un nostro collaboratore che vendiamo anche al chiosco, facciamo aceto di mele e gli ultimi 2 anni abbiamo cambiato le etichette, abbiamo avuto un po' più di cura nella presentazione. Avevamo poca produzione, tutta questa parte qua non c'era, qua avevamo pesche, qualche pera, quella volta qua c'era prato e più a valle c'era la Seuca, e avevamo solo quello. Non usiamo diserbanti, infatti qua sotto l'erba non l'ho ancora tagliata, la taglio tutta quanta con dei cespugliatori, sono 7 ettari, piano piano si fa tutto. Sono Mariana Famea e sono titolare insieme al mio fratello Massimiliano dell'azienda Società Semplice Agricola Specogna Giuseppe, con sede a Brischis di Pufaro nelle valli del Natisone. Siamo un'azienda
specializzata nella produzione di mele e trasformazione di derivati, e ci troviamo nel primo appezzamento che è nato appunto nei primi anni 90, e questo è stato il primo ettaro che lo zio aveva coltivato dedicato alla produzione di mele. È partito con cultivar, ovviamente cultura inconvenzionale, cultivar classiche. Allora si produceva la Stark, la Golden, la Jonagold e la Granny Smith, che quella volta era in voga. Dal 2000 inizia la produzione di mele secondo il metodo biologico. Ad oggi la nostra produzione rimane comunque mista, 3/4 della produzione sono interessati dalla produzione di mele biologiche, 1/4 rimane ancora in convenzionale. Questa scelta perché portiamo avanti ancora vecchi appezzamenti che erano stati impiantati da nostro zio, e quindi cultivar classic come la Golden, la Fuji, la Stark, la Jerome, la Granny Smith, che non sono varietà d'agricoltura biologica. Per quanto riguarda invece le mele d'agricoltura biologica, siamo andate su varietà resistenti, quindi adatte all'agricoltura biologica, e le varietà sono molteplici. Partiamo con le prime. Qua ci troviamo davanti a una pianta di Golden Orange, vicino a questa abbiamo la Brina e la Florina, che sono le prime 3 varietà con cui abbiamo iniziato in biologico. Da 3 anni queste varietà sono state implementate con varietà nuove sul mercato, la Fusion, che è la prima Fuji adatta alla coltivazione biologica, la Crimson Crisp, la Renoir, la Smeralda, la Gaia. Attualmente andiamo a coprire una superficie totale di 6 ettari e la potenzialità di produzione si aggira sui 2000 quintali totali. Ad oggi, con le mele che sono in piena produzione e quelle che andranno a essere sostituite a breve, diciamo che produciamo sui 1200-1500 quintali. Per quanto riguarda le raccolte partono verso il 20 di agosto, fine agosto, a seconda appunto della stagione, e partiamo con le primizie che sono la Royal Galan secondo il metodo classico e la Gaia in biologico. Tutte le altre varietà vengono raccolte a partire dal 10 di settembre. Si prosegue con la Golden, la Stark e la Jerome, passiamo poi alle varietà in biologico con la Brina, la Crimson Crisp, la Golden Orange, la Florina, la Smeralda e la Renoir, e finiamo con le tardive che sono la Fusion, la Fuji e la Granny Smith. Il primo appezzamento, nato negli anni 90, era un appezzamento semplice in cui non erano presenti le coperture antigrandine. Le coperture antigrandine abbiamo iniziato a metterle intorno al 2000. E vedete che le piante sono distanziate fra loro di un 80 cm e l'altezza si aggira intorno ai 3 metri, con reti abbastanza basse. Questo sistema di tenuta delle piante ad oggi ormai è superato, perché la tendenza attuale è quella di tenere le piante più strette e mandarle in alto sino ai 4 metri. Se ci giriamo vediamo che gli ultimi filari che abbiamo messo a dimora, le piante sono molto più strette fra loro e sono pronte a essere sviluppate fino ai 4 metri di altezza. Infatti i pali in confronto sono 1 metro più bassi. Si può lavorare bene sul sapore? Sì. Come si fa? Stando attenti e conoscendo le piante e il tipo di varietà di mela che si va a scegliere, perché
anche il territorio incide su il prodotto finale. I gusti cambiano e per avere un buon prodotto bisogna lavorare sia sulla pianta, stare attenti appunto alla zona in cui siamo, perché la nostra zona è vocatissima per la produzione di mele, si riescono a ottenere ottimi risultati, però bisogna stare attenti anche all'epoca di raccolta. Raccogliere prima della maturazione significa raccogliere una mela che non è del tutto pronta, non ha sviluppato tutti i suoi ami in zuccheri, e questo incide appunto sul prodotto finale. Noi raccogliamo a maturazione. Fatta la raccolta, che avviene ovviamente manualmente, non ci sono ancora macchine che aiutano la raccolta, le mele vengono raccolte e portate presso le nostre celle frigo aziendali. Ci avvaliamo di aiuti esterni che comunque sono principalmente gente del posto che viene a aiutarci nelle fasi di raccolta piuttosto che di rado. Che cos'è il dirado? Il dirado è un sistema di cernita, pulizia delle mele della pianta nel periodo di fine maggio fino a fine giugno. I fiori si sono trasformati in frutti, adesso vedete che la mela è in una fase di sviluppo intermedia. Quando le mele sono piccoline, intorno al centimetro, noi pianta per pianta munite di forbicine andiamo a controllare il carico della pianta dalla cima fino alla base e facciamo in modo che i mazzetti siano sempre formati da 2 mele. Stiamo anche attenti a quante mele per ramo ci sono, come in questo caso vediamo che 2 mele sono a metà ramo, 2 mele alla parte finale del ramo, e questo non va a stressare la pianta. Si cerca di lasciare un numero di mele in modo tale che la pianta non vada in stress. In questo caso qua erano state lasciate 3 mele, forse una svista, andiamo a togliere una di modo che il ramo rimanga tranquillo. È un'operazione molto importante, noi lo facciamo sia sul biologico che sul convenzionale. Sul convenzionale ci sarebbe il modo di aiutarsi con i prodotti, ma noi per scelta aziendale facciamo tutto manualmente. Perché è un'operazione importante, soprattutto nel biologico? Se noi non andiamo a pulire la pianta, le piante vanno in alternanza, un anno ci produrrebbero di più, l'anno dopo starebbero a riposo e noi non avremo produzione. Noi stiamo attenti a questo, si va subito a pulire la pianta appunto nel periodo, come vi ho detto prima, fra maggio e giugno. Se fossimo in ritardo avremmo compromesso la stagione successiva, quindi puliamo subito di modo da avere un carico giusto e una produzione corretta. Vedete che gli impianti sono costituiti da i pali di cemento e dei tiranti che sono fatti di acciaio. Per quanto riguarda le reti antigrandine di solito sono di 2 tipi, nero-bianche. Noi siamo sempre andati su queste più scure. Qualcuno reputa che la rete nera sia un po' dia dei problemi per quanto riguarda la colorazione, ma devo dire che non abbiamo mai avuto questi problemi perché ci aiuta tanto nella nostra zona lo sbalzo di temperatura. A partire dal 20 di agosto, dopo Ferragosto, nelle valli del Natisone, lo sbalzo di temperatura fra notte e giorno è notevole, e questo cosa fa per noi? È diciamo una vittoria. Riusciamo ad avere una colorazione ottimale della mela e questo va a incidere anche sul sapore. Le reti vengono aperte subito dopo la fine della fioritura. Perché il vento diciamo il giro anche i voli delle api siano lasciati tranquilli. Le api possono correre senza avere problemi e quindi aiutare l'impollinazione. L'impollinazione avviene tramite appunto l'aria, le api. Nelle valli abbiamo diversi alveari, quindi diciamo ci aiutano, e tramite la combinazione di diverse varietà di mele nello stesso impianto. Avere più varietà, vi faccio l'esempio della Granny Smith. La Granny Smith è una pianta che è una cultivar che tende a fiorire in anticipo e avere una fioritura molto lunga e aiuta le altre mele a impollinarsi.
La seuca, come la cabalauca, erano mele che venivano coltivate su tutto il territorio, ogni famiglia aveva le proprie piante ed era una mela resistente. Le prove che abbiamo fatto non ci hanno portato ad avere dei risultati ottimali, le mele venivano praticamente raccolte già farinose e quindi non appetibili per il consumatore finale e anche non adatte alla trasformazione, perché la mela farinosa va bene fino a un certo momento. È un grande problema a non essere riusciti sino ad ora a recuperare quella che era un prodotto tipico molto forte che portava avanti l'economia del territorio, ma dobbiamo renderci conto che il clima è cambiato e quindi quello che il clima che c'era fino a 60 anni fa non è il clima di adesso, perché già negli ultimi 30 anni noi come azienda con le nostre varietà abbiamo visto che il vento, le piogge, gli insetti sono cambiati e quindi dobbiamo sempre far fronte a nuove avversità. Questo non è stato d'aiuto e non è d'aiuto per mele che sono comunque antiche. Non significa però che l'antico sia più resistente di varietà nuove. Le mele più piccole vengono destinate alla trasformazione diretta che appunto produciamo, che facciamo sempre noi in azienda, e appunto le destiniamo alla trasformazione in succo di mele piuttosto che in aceto, mentre le mele di media grandezza o quelle più grandi che non sono destinabili alla vendita vengono utilizzate per l'essiccazione. Facciamo mele secche, che era anche un altro prodotto tipico delle valli Carchi. Siamo specializzati nella produzione di mele e trasformazioni di derivati, ma non dimentichiamo che siamo un'azienda multifunzionale. Cosa significa? Significa che all'attività principale, che è quella che vi abbiamo raccontato sinora, si affiancano altre attività che sono lo sfalcio, e tutti gli appezzamenti che abbiamo sono destinati alla cerealicoltura. Oltre a queste due attività abbiamo una piccola parte di orticoltura, produciamo patate, qualche ortaggio che destiniamo alla trasformazione e abbiamo anche avviato l'attività di fattoria didattica.